La manodopera non qualificata fu costituita dai lavoratori sardi, piccoli possidenti e braccianti disoccupati, attirati da un reddito fisso, e piccoli proprietari, indebitati con gli usurai per salvare i loro fondi dal sequestro. A causa della politica tributaria piemontese, che emanò una serie di leggi sui fondi rustici, e su tutti gli immobili, e sulla guerra, denominata decima di guerra, nel 1859. Le condizioni di vita dei lavoratori delle miniere sarde furono particolarmente dure rispetto a quelle degli altri lavoratori del resto d'Italia, sia per i salari, di gran lunga inferiori, sia per il costo dei beni di prima necessità, che era, invece, superiore. Le differenti prestazioni lavorative crearono una evidente gerarchia sociale. Al bracciante proveniente dalle campagne, senza alcuna specializzazione, venne corrisposto lo stesso salario dei ragazzi addetti alla cernita del minerale, nel 1860 lire 0,95, le donne percepivano 1 lira e 20, i manovali dell'interno 1 lira e 60, mentre gli specializzati, armatori, falegnami e fabbri, e minatori da 2 a 3 lire. Le prime lavoratrici sarde furono assunte nel 1850 nella miniera di Monteponi. Il salario medio di un minatore, nel 1870 si aggirava intorno a 5 lire al giorno, nel 1881 calò a 2,50, mentre quello di un manovale a 1,50. In quel periodo, i generi di prima necessità costavano molto più che nel Canton Ticino. Nel 1881 il prezzo del pane di prima qualità negli spacci delle miniere sarde era di lire 0,55 al chilogrammo, mentre in quelli svizzeri era di lire 0,40, quello di seconda qualità lire 0,50 contro 0,37. La farina di frantoio veniva venduta in Sardegna a 0,45 e nel Canton Ticino a 0,29. Sul salario gravavano anche gli oneri derivanti dalle forniture degli esplosivi, delle lampade, e dell'olio necessario per l'illuminazione dei pozzi, e delle gallerie. Per gli strumenti di lavoro vigeva l'obbligo delle riparazioni, delle acciaiature, e, talvolta, del rimborso sul consumo. Gli imprenditori ebbero un potere decisionale incontrastato, sui salari, sulle sanzioni, infliggendo multe che raggiunsero anche le 5 lire, per lo scambio di parole tra compagni. Sulle assunzioni, e sui licenziamenti degli operai, sia per la carenza di leggi in materia di lavoro, che per la mancanza di organizzazione dei lavoratori. La capacità di associarsi fu ostacolata da diversi fattori, quali il divieto assoluto agli operai di parlare tra loro durante le ore di lavoro, che impedì gli scambi di idee, e la maturazione di una coscienza di classe. L'alternanza del lavoro in miniera con quello dei campi, che ritardò l'evoluzione ideologica del minatore contadino, a causa del rapporto individuale con l'imprenditore. L'eterogeneità etnica degli operai, che ostacolò la formazione di un movimento rivendicativo, contro l'arroganza dei padroni, e la sperequazione delle retribuzioni, alte per i continentali, e basse per i sardi, che alimentò fratture e divisioni tra gli operai. I minatori furono costretti a lavorare per lunghi periodi senza retribuzione, e ad accettare dagli imprenditori buoni consumo, da utilizzare in spacci o cantine, gestiti dalle stesse società minerarie, dove le merci costavano più che altrove. C'erano anche le cantine dei privati, che registravano gli acquisti dei minatori in un libro, e ricevevano il denaro direttamente dalle società, le quali lo trattenevano dalle paghe. Con questo sistema gli imprenditori sfruttarono, e condizionarono i lavoratori, sia nel lavoro che nelle scelte alimentari. Una primitiva regolamentazione delle condizioni di lavoro nelle miniere fu presente nella legge del 20 novembre 1859, la quale stabilì in alcuni articoli che gli imprenditori avrebbero dovuto assicurare la salubrità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro, pagare le spese di soccorso agli infortunati, garantire la presenza di un medico e dei medicinali di soccorso nei cantieri. Ma il controllo, affidato agli ingegneri capi distretto, fu sempre a vantaggio degli imprenditori.
Comunque la particolarità del lavoro, la condivisione quotidiana delle esperienze, e le innumerevoli ore trascorse insieme, favorirono il diffondersi tra i lavoratori delle miniere, di un sentimento unitario, di reciproca comprensione e solidarietà. Contro l'arroganza degli imprenditori, e la carenza di tutele statali, creando gradualmente il terreno favorevole per l'azione collettiva e l'associazionismo.